Esprimiamo grande preoccupazione per i tanti avvisi di accertamenti esecutivi inviati in questi giorni dal Comune di Agrigento riguardanti il pagamento delle imposte locali come IMU, TASI e TARI per gli anni pregressi. Tali avvisi fanno seguito a tasse non pagate e stanno creando notevoli disagi tra i cittadini, in particolare per coloro che si trovano in difficoltà economiche. Quanto affermato dall'Adiconsum di Agrigento per mezzo del suo responsabile provinciale Lenia Capodici, non possiamo ignorare la situazione delicata in cui molti cittadini si trovano oggi. Le difficoltà finanziarie accentuate dalla crisi economica e dalle recenti difficoltà legate alla pandemia hanno reso difficile per tante famiglie agrigentine onorare gli impegni fiscali. Inviare avvisi di accertamenti esecutivi senza una preventiva comunicazione chiara e senza la possibilità di accordarsi su modalità di pagamento rateizzato o dilazionato rischia di mettere ulteriore in difficoltà le famiglie agrigentine. Ci preme sottolineare, continua la nota dell'Adiconsum, come il dialogo tra l'amministrazione e i cittadini stessi sia fondamentale in questi casi per evitare ingiustizie e per consentire agli stessi cittadini di poter saldare i propri debiti fiscali senza il rischio di subire pignoramenti, sanzioni eccessive o fermi amministrativi. Invitiamo pertanto, afferma l'Adiconsum, il Comune di Agrigento a rivedere le modalità di invio degli avvisi, garantendo una comunicazione più chiara e tempestiva, una maggiore flessibilità nella gestione delle morosità, con la possibilità di concordare piani di rientro, di pagamento rateizzati e un'adeguata assistenza verso i cittadini in difficoltà, creare un canale diretto di confronto con le associazioni dei consumatori per monitorare e risolvere le problematiche legate alla gestione fiscale. L'obiettivo è quello di tutelare i diritti dei cittadini senza caricarli di ulteriori oneri che non sono in grado di sostenere. Confidiamo che l'amministrazione prenda in considerazione la situazione sociale, economica e risponda in modo tempestivo ed equo. L'Adiconsum resta a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento e assistenza nella gestione di tali pratiche.